Buonasera, buonasera, voglio tutto a posto? Tutto a posto, poi domanda tutto a posto come si voi potesse riuscire tutto a posto. Però potete scrivere ovviamente, non è che lo dovete dire per forza. Voglio fare Milan che faccio una live, una sensazione strana, sto provando mo in questo momento perché eppure sono passate una settimana, certo, da 8 giorni. Io so perché è martedì, allora mi sento spiazzato, no? Perché di solito la facciamo il lunedì. Però mo è martedì e quindi è un giorno nuovo per fare la live. Poi, ieri c'è stata la partita con Napoli, quindi non la potevamo fare. E poi schifo le partite, veramente non c'è queste partite che era meglio che facciamo la live, no? Poco, però con gamba pareggiata ce la siamo cavata. E niente, oggi, come al solito, gli amici crollati qua mi chiedono sempre di salutarli. E la lista oramai la conosciamo, conosci tu, c'è la lista degli amici crollati che sono questa settimana Benedetto Andretta, Angelo Mazzella, Valentina Catanzaro, Carlo Viesti, che ci tiene a precisare, ti chiamano Casa Caruto, quindi Carlo Viesti alla Casa Caduta, Francesco Romano, Paghi Serpini, Alessandro Iodice e Giacomo Sevillo, che invece Giacomo Sevillo ci tiene sempre a precisare, non mi chiama Casa Caruto, invece lui dice sempre, ma lo scrive proprio su Facebook, scriveva così, però non mi chiama Casa Caruto, quindi, e poi c'è sta Checco Cordato, che stasera non può seguire la live e quindi lo fa salutare. Vabbè, comunque andiamo a vedere chi ci sta in linea. Se ci aspetta, magari passa che passa, passa una settimana già mi scordo come si fanno a vedere come. Così. Ah, allora, eccola qua. Chi ci sta in linea, ma a vedere subito. E voilà, ecco. Allora, Luigi Cicco, ciao, Luigi Cicco, non mi ricordo il nome tuo, sarai uno nu. Antonio Rana, si chiama Cerrota, apposta. Sono di ritorno più scatenato che mai. Antonio Rana, posso immaginare sta rana che si scatena. Ecco. Titti De Vizio, grande Titti Concettini, la chiamo Concettine perché oramai non lo so perché però la chiamo Concettine. Forza Azzurri, buonasera caro Cerrone e a tutte le carissime case cadute. Vabbè, Sara, no, scusa, si sbanale cose che non so. Serena Mennillo, ciao, ciao Serena. Milo D'Arco, il grande Toni, ciao amico mio e compagno di vignette. Giuseppe Grasso, buonasera. Michele Spasiano, ce lo salutami, ciao Michele. Giosuè Salvatore Caivanese, voglio Giosuè, ma c'è una grande cortesia ieri, lo ringrazio così in diretta, diciamo, perché praticamente ieri mi diede il codice di Premium Play, come fa vedere la partita con Napoli, non in streaming, perché voi penso che lo sapete lei, no, c'ho su una casa caruta, non ho Sky, cavolo, perché se non è una casa caruta, voi penserete, no, non è una casa caruta, però io non ce l'ho Sky, quindi poi un po' streaming, chi si vede il partito un po' streaming effettivamente un po' lo è una casa caduta, però mi dico un po' streaming e quindi il site fa breve, la una bella partita grazie a Dio, senza che insomma ogni tanto ecco, e mi ha dato il codice di Premium Play, quindi io lo ringrazio perché è stato veramente gentile. Anzi, sì, la prossima autunno ha dato il codice tu, quindi da oggi in poi forse vedrò sempre le partite su Premium Play anche senza pagare un euro, quindi ci tengo a dire comunque grazie, cioè, veramente a ieri questa partita perché è stato un cesso di partite come ho detto già lì, però sempre usciti magari senza che subava, senza che quindi già c'è una cosa. Giuseppe Grasso, buonasera, già ci salutato, se non mi ci fa. Chi sta più? Oggi sta pure Sicchi Naffet, che già me lo ricordo l'altra volta Sicchi Naffet, cioè questo nome particolare, Cerrocchio mi chiama. Guarda che Cerrocchio, a me mi chiamavano compagno miei, Cerrocchio, un compagno mio che mo sta a Parigi Fabio Marra, non penso che ci stava, perché ma stava Renzo, perché stava facendo i cazzo suoi, vabbè. E Cerrocchio mi chiamava, mi ha fatto ricordare questa cosa, mi ha fatto ritornare nel passato. E Angelo Mazzilla, c'è sta Angelo Mazzilla, ti ho fatto salutare un po' poi di casa caduta, quando la casa caduta, ora mi ha fatto sprecare un po' di inchiostro della mia penna rossa, qua su cesse penne che ho qua. Ah, comunque Angelo Mazzilla, e vabbè, questa Guerra M, io mi ricordo di te con questo nome Guerra mi ricordo, già c'è sti vocca da voto, me lo ricordo. Cioè, c'è quello che si dice tutto a posto, guerra, tutto bene, a parte il tempo che purtroppo l'argomento penso che noi siamo meteoropatici, quindi quando il tempo fa schifo stiamo un po' tutto in Serie A, siamo un po' tutti giù, pure io sono molto meteoropatiche, sono già su 2 o 3 giorni che non c'è sto sole, già sto che non neve. Infatti prima quando camminavo, se mi savi, no? Se ragionando sia solo in mese, pensavo, ma come fanno i paesi che esistono? Io me lo dico, ma penso che lo sapete pure voi, quei paesi che per esempio tipo
mi ricordo a Roe, con la Lapponia, sono questi paesi dove praticamente si fanno 6 mesi di giorno e 6 mesi di notte. Allora, cioè, questi paesi, quello che dico, no, penso, dico, ma quando fanno i 6 mesi di notte, no, ma si figli e bucchino come fanno? Cioè, io non lo so, cioè, cade 3 giorni e ci stavano, a me vanno a poco, mi hanno portato all'ospedale psichiatrico, ma figuriamoci queste persone che vivono in queste terre dove 6 mesi di notte, cioè, fatto proprio a consumare proprio la luce, perché cioè, effettivamente sai quanta luce consumano, perché poi abbastanza mi sono appicciato ovviamente, questo è il mio pensiero, però proprio fatti non vedevo solo per 6 mesi, cioè voglio visse proprio a euro, io mi disse proprio, cioè in abitasse proprio, sinceramente, detto così, non so come fanno loro. Comunque Alessio Viscardi invece dice buonasera a tutti questi signori, ci parafrasando Mario Melo, vabbè, e continua, uomini che per verità continua nel commento dopo. Luigi De Biase, guagliuno malamente, cioè, penso che un saluto questo qua. Ah, ci sta pure quei due sul tubo, case cadute in the live, ovviamente, ci salutano quindi tutti noi. Chi sta più? Vabbè, Luigi De Biase, Forza Azzurri sempre presente, dice da Forza Azzurri è tipo come fosse una specie di curva B della live, così mi immagino, capito? Immagino che tu sia la curva B, ecco, questo è la cosa. E, se può, bene, dice sempre sto capello straordinario, dice, sì, oggi i capelli vanno proprio a cazzo, vabbè, oggi, non solo oggi, sempre vanno un po' così, per fare tre loro, ma oggi particolarmente il capello mi è un po' indomabile, un po' che magistri primi due specchi, primi veni a fare live, magistri proprio birbante, e che sai, veramente un lunedì, un martedì, tengo sempre sto capello birbante, che poi durante la settimana incomincia a prendere una sua, diciamo, una sua forma, però effettivamente tengo capello un po' così. Giuseppe Annaloro, che un attimo sta sfuggendo nei commenti, dice parte la sigla del TG5 ora esatto. Ha fatto il video stasera, penso che penso, spero che ve l'avete vista. Se ve l'avete vista deve vedere comunque dove appunto parlo dell'ansia che le sigle delle TV, dei telegiornali e non solo, ti mettono in gol quando le vedi in televisione. Sì, appunto, questa è una cosa, ma come sono stato contento di capire perché quando fanno video, no? Penso che Solis, diciamo, cioè solo Iceland quando vi ricetti. Invece poi da questo video mi sono reso conto che a parecchie loro la pensavano come me da questo punto di vista, no? Che facevano l'ansia quando sentivano queste cose, tipo l'ora esatta, che sarebbe questa sigla che fa a Canale 5 mi pare, perché sono anni che non sento, cioè perché sono anni che non uscite e sia mattina quando fa che la bucchina di sigla che mette un'ansia, voglio esagerare, ma ci mette un'ansia in culo sta sigla pazzesca, è una cosa assurda, cioè brutta, è una cosa curiosa, no? Che fa tutto quanto hanno, cioè parecchi loro rispondono a tutto, pure a me so, Fabri mi mette l'ansia in culo, la cifra. C'è stato uno, che non mi ricordo il nome, però sarebbe da ricordarselo, dice, tu guarda, però a me a dire la verità, quella sigla mi mette buon umore, mi fa stare bene, mi tranquillizza, ma l'anima la casa caruta, no? Io volevo ricere da sotto, ci volevo scrivere a sua, io quando addirittura, da chi? Cioè, nemmeno su un campione di, che ne sai, 70, 80 persone che hanno commentato, cioè tu quando ricevi però metti innanzi a quella, dici, chissà, bella e buona, questa cosa, hai questa cosa strana, no? Che andava fuori dal coro, no? Questa voce fuori dal coro che diceva a me questa canzone mi mette buon umore. Cioè, tu vado psichiatra perché per mettere buon umore che la sigla c'è una volta, stai buono da capo, no? So, vedi tu, che la fa curare. Comunque, vabbè. Michele Santamaria, pure c'è sta Alessio Enigma che saluto, a proprio Sebastian Gallo. Ah, Sebastian Gallo che buonasera c'è in dove presente, vedi Sebastian Gallo che ci stava dall'Olanda, ma io mi rendo conto quando sento queste cose veramente una cosa assurda, non ci posso pensare. Luigi Debbia, se Fabri che ne pensi di Ferrero? Ma Ferrero è simpatico, è un di personaggio, il presidente della Sampdoria, per chi non lo conoscesse, ma penso che lo conoscete perché si è fatto conoscere, è Chilo Paz, i capelli bianchi, grigi, con la barba qui, presidente della Sampdoria, molto vulcanico, molto, sì, è un simpatico, a me piace, perché veramente è una persona un po' strana, perché nel senso che due calcio non si vedono questi personaggi così, tutto, però questo è proprio un simpaticone che veramente ti fa quattro, sai, ci sta suave. Addirittura quando senti parlare, ma mette paura visto, che dico, ma visto mo dice qualcosa che hanno un po' di, ma mo dice qualcosa, ma mi fa venire l'ansia ancora in senso buono, non mi piace, che non dice cose scontate come fanno i calciatori quando fanno l'intervista, ci sempre questi
il presidente quando ci fanno l'intervista dice sempre sì, sì, non sai mai quello che dice, stai là e dici, ma che si può fare Cox, non so, dice Cox, non so così, è un personaggio, a me mi piace, mi è simpatico. E poi sì, perché poi l'ambiente del calcio, no, è sempre serio, sempre così, sempre a Waller, e Vicis lo rompe un po' questi schemi che ci stanno nel calcio, questi, nell'educazione per sé uno quando fanno le interviste. Ecco. Allora, stanno arrivando un po' nei commenti, a me fa piacere solo che si capisce manco un cazzo, perché poi vengono quando è però vado a leggerli da dove sono partiti. Voglio scusate un attimo, perché ogni tanto... Paolo, da Eindhoven, ecco. Giuseppe Annaloro, hai notato che quando fai il promo di Celentano su Canale 5 si alza magicamente il volume? Allora, io già, sì, ma l'hanno scritto proprio sotto a chi lo video che ha fatto parte della giornata. E no, è proprio, voglio che sia perché è una cosa, che sono pure sta anticipare questa cosa, perché voglio fare proprio un video, non posso fare, che, cioè pure a me, ovviamente, mi ha colpito, ma guarda che non è la prima volta, video, che sia la seconda volta che Celentano fa questa cosa perché anche in uno spot di Celentano dell'anno scorso o di 2 anni fa, non mi ricordo, sembra la stessa cosa, cioè fanno su spot e fanno su spot proprio che la voce aizzata, cioè proprio capite, mentre lo fanno, io mi immagino che allora dicono, vabbè, aizzano a poco, chi dice, ma qui che si stanno, non ti preoccupare, aizzano a sentire, ma scardina proprio, allora sai, hanno fatto questo spot proprio a così, ma io ci voglio fare un video in questa cosa, quindi non mi voglio incazzare in diretta perché voglio fare proprio un video in questa cosa, che è vera, è una cosa vera, penso che a tutto quanto l'hanno passata sta sciaccini pubblicità di Celentano. Milo Darko che si ritorna con la felpa color topo. No, che non è proprio che l'anno scorso, che mi hai fatto ricordare che l'anno scorso facevo le live che ero pigiama, color topo, che io tengo ancora, però che erano pigiami molto invernali. Infatti quando facevo il live l'anno scorso era gennaio, capito? Io ho cominciato a fare il live a gennaio e quindi erano mesi freddi, no? Quindi mi mettevo diciamo color topo lanoso, cioè molto no, ilana, però sai che la roba così, che non mi ricordo come si chiama, ecco. Sì, no, questo ci somiglia, ma non è, questa è una maglietta, fondamentalmente, cioè sembra color topo, ma non... Vabbè. Comunque Pasquale Guidone, Cielo ti voglio bene, salutami su Murro Vuot. Pasquale Guidone che è grandissimo, che è un paio di settimane che non doveva in linea, ma mi stai facendo, non mi sono ricordato di grande Pasquale comunque, che quando può segue sempre da là. Diego Cavalieri, voi voglio grande Diego, partendo per dice lo sai con Ferrero, no, Ferrero sta proprio in una maniera, Ferrero è troppo, Ferrero, no, non so se si fa uguale Ferrero, questo no, però comunque sta molto più vulcanico. Luigi De Biasi, Fabio, era per una busta la spesa, mo in diretta, saluto Sorma, saluta a me e Sorma Roberta, Roberta De Biasi, Roberta, che mi ricordo una volta mi suggerette una battuta, una certa risa, mi ricordo Roberta, o un titolo di una live, vabbè, ricordamelo tu che Mario, comunque salutamela. Domerck, c'è Rosina Busto e l'M di Caruto, sì, questo sono d'accordo con te. Salvo Sibillo, salve più grande salvo, anche lui ci sta in questa serie. Salvo Sibillo dice, Fabri a Pisa riunioni condomini a due separati a ciuccio per la live, guarda, non hai mai sentito che in riunioni condomini separati, perché di solitamente le riunioni di condomini sono diciamo campi di guerra, cioè così mi immagini, no? Mi immagino tipo le trincee, no? Allora stanno quelli là che mitra, che si sparano un po', perché almeno così è in due palazzi miei, nel senso che pensate, io dico solo che è una cosa vera, in due condomini miei, quando si fanno i condomini, io abito al settimo piano, si sente, cioè la fanno giù no? Nell'atrio del palazzo, si sente nel look fino al settimo piano, cioè settimo piano, talmente un burdello che fanno che si sente fino al settimo piano, cioè le riunioni di condomini almeno io le vedo come guerre, come che allucano ognuno. Ma poi capisci che poi è capitato che sono scesi che ascensore, no? Abbascio il palazzo, questi vicini, e sentivo questi, e parlano tutti quanti insieme. Cioè, non so come fanno a sostenere una cosa del genere. Cioè, parlano proprio, cioè, non so, è banannanza, però, se fanno i riunioni, e parlano tutti qua, parlano tutti qua, non si capisce niente, però loro parlano, traggono anche delle conclusioni, poi, perché poi vedi sempre i fuori di palazzo, sai? Che dice, nella riunione di condominio del 7 gennaio abbiamo deciso di come ci facciamo fatta a decidere si parlavano tutti quanti che avevamo ancora questo non lo so comunque questo nelle riunioni di così me le immagino così c'è così sono qua così poi tu pari alla riunione, alla riunione di condominio ma è una cosa abbastanza nuova non l'ho mai saputo cioè è una cosa nuova per me comunque fa piacere perché se si pareva un po' Mark 30 come si chiama? Mark 3195 Fabrizio posso fare una domanda? Non so capo che se fate domande che vuoi
Però mi fai paura quando dici, posso fare una domanda, perché sai, quando dici, posso fare una domanda, pare che ci può sapere qualcosa, non so, comunque può fare, dici, Simone Ruggero tiene una tiratura a crema che finisce a cioccolato, ma quale sera, non so, i capelli che sono un po' così. Luigi Sparaco, buonasera a tutti, ciao Fabrizio, grande Luigi, Giovanni Minopoli pure un saluto, buonasera, ciao. Alessio Viscardi dice chapeau, chapeau già sapete che è un termine che odio, sì perché sai, veramente, non lo so, a parte scherzi, ci stanno proprio, è un periodo, non lo so, ma forse è sempre stato così, o in un periodo mio, che noto che veramente ci stanno un sacco di guagliunci, cioè guagliuni, ma non so voi quanti anni avete, ecco, io ormai tengo 30 anni, parlo così come parlo, cioè, però vedo che nelle nuove leve, no? Nella gioventù di oggi, che magari poi influenzata da internet, da non lo so, coash, fascinate, non lo so, c'è sta proprio questa tendenza a parlare con questi termini inglesi, no? Che io ho fatto un video, ho fatto i friend zone, ho fatto mo c'ho chapeau. Allora dico, ma che fascino, ma lo dico proprio con il cuore, cioè, ma teniamo veramente questa lingua napoletana così bella, che noi potremmo dire cose belle, teniamo sempre un modo di parlare, che è su chapeau, su friend zone, già, ma che stiamo perdendo la capia, veramente è una cosa che io non posso, perché mi fanno proprio azzeccare, ma che mi si stanno sti, fra, cioè, perché tu, scusate, quando c'è tu video, ho fatto friend zone, no? Ma no, veramente sei sempre tu, mi hai pigliato proprio palla, no? Cioè, perché pure è bello che tu ci hai pigliato proprio palla, cioè ti immagini pure a chi si va a capire, cioè sono scene anche belle, invece tu friend zone, no? Ma tu mi ha friend zonato, ma non ti riesci manco a immaginare una cosa che ti fa ridere, perché dici, mi ha friend zonato, ma invece hai pigliato palla, boh, ti immagini uno che capito palla, quindi è proprio più bello, c'è proprio a scene, capito? Poi, però, questo è un fatto personale, poi magari ci sta pure chi ci piace, quindi insomma, ci vogliono fighetta, non lo so, boh, questa è una cosa mia. Antonio Arana, ce lo venite a fare una camminata a Poggi Bonzi, te la faccio conoscere, comprese case Caruso. Sai, Antonio, ma stai vedendo un film italiano, o stai facendo un film di Benigni, ma un film non hai mai visto, un film di Benigni con Netto Davoli, è nato attore che non sa chi. O bello pure faceva che allora a un film che non si capiva manco qua, si fa immagino da qualche, si capiva niente. E che allora praticamente si viene a Poggi Bonzi, prende sta quartiere stradale Poggi Bonzi, a posti tutti in una terra, sa un film scemo, non era manco, comunque mi fa tutto fatto che si Poggi Bonzi con Miese. Giuseppe, quello su tu potage vist a Piccianna Fontana lo Prete. Mannaggia, Giuseppe Annaloro, io da piccolo avevo paura di una sigla, Piezza che casa caruto. Ma pure io tenevo paura, no, paura di, cioè, oddio, paura no, però ansia sicuramente, le sigle, paura no, cioè ci paura la sigla. Sì, ma tipo, quando uno poi è piccolissimo, ci sta pure forza la paura, poi si immagini scudato, perché sono passati tanti anni, e ma magari pure io aggiungo paura con questa sigla, ma fa un po', non mi ricordo, forse proprio chi l'ha visto, era una sigla che mi faceva proprio paura, che veramente, a parte ci mette proprio un'ansia, allora tu dici, cioè, chi ci fa scim? Non lo so, che lei è una sigla proprio potente, che lei è una sigla potentissima, proprio ansiogena, che poi tra l'altro facendo studio, qualcuno mi ha corretto, giustamente, ha detto che io agito ansiolitiche, opposte ansiogene, perché effettivamente si dice ansiogene, ma non la sapevo questa cosa, come ho imparato? Perché ansiolitiche dicono che significa quando tu ti fanno passare l'ansia, ansiolitiche, così che può essere e che invece quello che volevo dire si dice ansiogene, così manipolo, non lo so, se vabbè. Comunque ci mi sapevo pure voi che siete qui all'ascolto. Giovanni Di Vaio, stai facendo una cosa chapeau. Antonio Cacci, non so se hai visto, ma proprio oggi sta per piangere, addirittura non ho visto per fortuna perché a schifo e quindi ma guarda, devo dire la verità, io non mi dico mai, ovviamente, perché non è che metto a preparare russo, non è che da fa, metto a preparare, però per la domenica non è che me la vedo, è che a casa mia sa vedo, allora io la sento, capito? Pure se non vado qua in da stanza qua, oppure magari in da stanza, la sento proprio, perché mia mamma sa vedere a canale, io la sento, allora tu indirettamente la subisco, capito? Meno male che non la vedo, però la sento, e quindi c'è fastidioso, o non faccio questi anni, fammi sapere, sono contento, cioè nel senso che la schifo, quindi se... vabbè, Forza Azzurro, ce lo stamattina sono chiuso all'MD, io ho provato ad aprire le buste come hai detto tu, wow, che soddisfazione, è servito a qualcosa, non ci ha messo niente e tutta la di casa caruto guardavano e non si sapeva una rabbia, vedi, questo sono anche soddisfazioni, ma tu non sei il primo che mi dice questa cosa, anche qualcuno mi ha detto veramente, ha detto, Fabio, sai che stamattina vedi, hai fatto questa cosa, quindi ho salvato anche delle vite
diciamo in senso metaforico, però ha già salvato qualche figura e merda, ecco, questo lo posso dire tranquillamente, e mi fa piacere perché vedi, quando uno, come si dice, no, evolve, boh, consegna, non era così, tipo consegna il suo sapere, no? E quindi questa cosa mi faccio una cosa a saccia, ve l'ho detta e quindi mi fa piacere. Gianni Omega dice come il tempo ha pianuto Fabri è una chiave, perché non è che non so tu dove abiti, però è una chiave, che a pianura, scusa un attimo, stai vedendo una cosa, la pagina con me. Ah, no, è una chiave, poi non so tu dove abiti a Russa e cosa, penso che sti casi tu a Napoli, comunque è una chiave che in tutta Napoli, credo, oggi, in questi giorni perlomeno. Cioè, è grigio, capito? È un tempo proprio come ciò, come questo vestito grigio, freddo no, però a Gessi sono vari giorni, ma questa è una cosa stranissima, no? Non lo so perché non sto bene o meglio, però ci sarà vento di scirocco, non lo so, perché voglio, ma c'è stato un caldo, cioè un caldo pazzesco, cioè i rumeni che stiamo pochi e ne sarà appunto, gli venivano fuori barco, cioè proprio cose a mezza mano, che gli venivano, cioè no, una cosa proprio assurda che boh, non si è mai visto un mese di dicembre, novembre, fine un tempo di questo genere. Poi non so, ma non so spiegare voi perché vi avete visto meteo, ci sarà qualche boh, ambiente strano, un tempo molto strano, però meglio così dal punto di vista del caldo. Vabbè, comunque c'è tutto cosa facendo proprio meteo. Allora, voglio andare a beccare i commenti che stanno arrivando, solo che ecco qua. Ah, Milo D'Arco, Fabrizio Caro, è importante questa cosa, dici che il 5 dicembre esce finalmente dopo 5 anni, no, dopo anni, ma ci mandato 5 anni, sì, dopo anni di attesa Kingdom Hearts 2,5 Final Remix per PS3. Allora, questo sarà sicuramente un messaggio molto importante, ma no per me, perché a me un basta manco, nel senso che io non tengo ne manco PlayStation, quindi, ma magari voglio pure un messaggio buono, io non ci gioco ai giochi, quindi non so se è una cosa importante. Vabbè, comunque, perché questa significa che ci sta proprio tanta, sui miei capelli, c'è sta tanta, ma si è appiccicato con Barbieri, dice Alex GK, come si chiama? E sì, voglio effettivamente la prossima metto un appeal perché onde evitare questo hate a finire che avrà fastidio, non mettere una cosa anche... Sì, no, tengo i capire poco scongiurate, è così. E pur mi aiuto in capo, prima mi aiuto poco in capo, cioè in capo no, perché poi tenere ombrello, mi aiuto, cioè mi aiuto, purtroppo quando gioco, no? Tu dici, ma porto due ombrello, che fai? Gioco, porto due ombrello. Ma non è così, perché tu, oggi capito che a casa secondo me si dovrebbero, se ombrello nuovo, cioè ombrelli più larghi. Oddio, che sia una cosa difficile, perché poi mi rendo conto che quando gioco, no? E uno cammina con ombrello, ci stanno sempre quei scontri, no? Che la gente che tiene ombrello, e però a me ne cappia nulla perché stanno a street, stanno da queste strade che non sono proprio larghissime, allora i marciapiedi su quelle che so, e poi stanno i paletti, ci sta un'area proprio delimitata per i pedoni, no? Allora stanno sempre lì che c'è tutto sempre questi sfaccini in brilla, è brutto che non solo tutto tuzzo e ti fa il piede a fermarlo, stai là e dici, madonna, che stiamo, ma potevi bello ritalisci, no, sta pure sul fatto che ti scontri e poi negli scontri avvengono pure tipo come sai da spiegare, cioè per butta che l'acqua in capo, cioè, capito? Che l'ombrello della persona con la quale ti scontri, giustamente subisci lo scontro e tu ti cade l'acqua in capo, come cose... Allora, comunque, che volevo dire, lui dice che a Simbrille, secondo me si stanno allargando, perché non so a voi, però i brilli non sono proprio stretti, sono proprio belli imbrelloni, piazzino. Però comunque, nonostante questo, io non fungo, cioè non fungo per esempio, non so, i gomiti, sacci sì, i gomiti non fungo per esempio, che ne so, i cosci, vabbè, i cosci non fungo perché? Perché stanno si faccimi fosse in terra, a passano in macchina, cioè, a parte fosse proprio che tu cammini, è bello pure, a finire per dall'acqua per non ne parla, o stanno questi fascini in macchina che ti schizzano all'acqua, è una cosa proprio che purtroppo oggi c'è proprio una cosa, ho notato oggi, no? Mentre io a casa del compagno mica, a staccare a piano, che saranno, mancano un chilometro, no? E voglio era inevitabile prendere queste macchine che schizzano l'acqua un po' per il cariglio, è proprio inevitabile, cioè si poteva evitare, non mi poteva evitare. Allora, boh, uno si sta a mettere stivali, no? Tipo questi stivaletti, però cioè, comunque si sta a mettere stivali come le pisciai uno, no? Mezzo che dai, cioè, no, vabbè. E che se cosa butterà la pioggia? Perché proprio ti infonno, cioè non solo diciamo molto un bella pa, no, ti infonno i piedi, ti infonno in macchine che ti sci, allora mi sposta a me, non mi sposta a fare.
Comunque andiamo avanti, non ci perdiamo in questi discorsi così. Mark 3, 31, 3195, c'è il numero dei tuoi telefoni, non lo so che numero è. Comunque c'è ma perché ti piace così a l'MD? Ma a me non è che mi piace l'MD, non è che io mi piace. Io spendo dall'MD, perché a parte lo tengo proprio di fronte a casa mia, quindi dici, per me è un punto di, cioè, è proprio un punto pure quando uno ci pensa, ma tutti i casi, no? Allora ci spiega, no? Perché magari mi andavano a pigliare. E riguarda adesso all'MD di fronte su quei casi, anche un punto di riferimento come l'MD. Poi c'è la spendere, ovviamente mi fa, ma io mi sono affezionato all'MD, è una cosa che l'MD oramai sono affezionato. Guarda, addirittura ci si Margotti, ecco qua, i Margotti, anche i Margotti timbrano il cartellino, grandissimi Margotti, non lo so se si è Rino, si è Danilo e Chillat, Chillat, no, che Chilla è Giuseppe, poi mi ricordo il nome, però lo chiamo Chillat, che poi è Danilo, non è Giuseppe, o grande Rino, uno è Rino, non so se tengo presente che secondo me è Rino. Alfonso Gramigna, dice, ma tu vieni alla mostra d'oltremare, mi fa piacere, mi fa questa domanda perché ma sto fatto, mo dici, mo scordo, puntualmente lo scordo, comunque mi pare che è sabato, domenica, venerdì, sabato e domenica questo qua, io guarda, un 90% della camminata mi venga a fare, non sono proprio sicuro di questa, però un 90% della camminata mi venga a fare, però in tal caso vengo, lo scrivo, faccio un video, prima lo pubblico in coppa a Facebook, ecco, quindi non è che lo devo ufficializzare stasera, però penso che un 90% vengo, mi fa piacere perché oggi visto, leggo a volte che parecchie voci vanno, e quindi magari è un'occasione per sapere, poi ci conosco. Ho detto anche l'altra volta, ma è una cosa che a un approfitto, no, sta in questa occasione per si conosce, e perché no? Angelo Mazzi fa la stessa domanda, c'ero per Ardi, invece notizie della Torre Eiffel, che se belle notizie della Torre Eiffel cadute dei Pantellas, sì perché i Pantellas sono proprio veramente Torre Eiffel, guarda i Pantellas oggi stiamo sempre punti da capo, sempre lo stesso discorso, ancora stanno a sentire, fanno video una collanata, quindi parlano veramente Torre Eiffel cadute, comunque la cufetta Raffi, Raffaele, ciao Fabio, tutto a posto, baci, la cufetta Raffi da Bolzano, pure per noi è anche estero Bolzano, grande cufetta che parecchi cancelli Raffaele che si collegava alla live, io mi fa piacere che ora c'è e la salute, gli mando un grande bacio a Raffaele. Luigi De Biasi, c'era una mia grandissima casa Caruso, una mia amica una mia amica grandissima casa Caruso, ma it capo Natale bocca, ci regala il kit dei vampiri. Cosa vorresti dirmi? Guarda, non lo so perché l'hai già detto tu, che è una casa che può vedere che su kit dei vampiri, cioè non so che cos'è, quindi magari riconosco, so, il kit dei vampiri, boh, ma ci immagina di riend, non lo so, boh, fammi capire che ci faccio in mezzo su kit dei vampiri perché non ne ho idea. Mark 3915, questo nome e ma adesso che ha asciutto questo concorso l'MD che ha fatto 25 anni, non mi pare che sono 20 anni, no 25, non mi o era l'MD ha fatto 20 anni o 25 anni, cose che quanto vuoi spendere per vincere un qualsiasi sullo smartphone o tablet? Ah, perché c'è sta proprio c'è sta proprio c'è proprio un concorso dove tu non lo so, ma ci informavo perché vedo che sto fatto in l'MD una trasa, però non mi metto mai a leggere buone di cosa si tratta. Tra l'altro, parlando di MD, mi hanno condiviso una cosa un po' a Baghe un po' a Facebook, dove dicono, poi non so se è vero, se so che notizie sceme, finte, comunque mi sembra essere attendibile, ma la già a leggere, che praticamente, non so se avete mai visto dei video che fanno un po' a Facebook e bot, dove c'è stati in Germania questi contenitori, questi distributori, allora praticamente uno mette i bottiglie di plastica e ci danno i soldi, oppure gli danno il biglietto della metropolitana, tipo, c'è stanno certe stazioni in Germania, che mi sembra di aver visto su questi video di Facebook, che tu metti bottiglie di plastica e loro, tipo, si mettono dice bottiglie di plastica, daranno un biglietto gratis e quindi se non sbaglio ho visto questo articolo di sfuggita, l'ho visto un po' a bagaglia ma l'ho già a leggere dopo, che dice che all'MD a Piazza Nazionale hanno messo su distributore, poi su raccoglitore, mi faccio, come si chiama, di bottiglie di plastica, capo un sacco che trava, perché non fosse tirare qualche buono sconto all'MD, non lo so, però che sia una cosa, guarda, un paziente rende, l'MD sta proprio annanzi, ha fatto un fatto visto l'MD, voglio, cioè l'MD guadagna proprio veramente ancora più punti di quanti con me, vabbè, l'MD oramai cioè, sono proprio quasi testimonial dell'MD, però si è fatto un fatto visto è ottimo.
peccato che l'abbia fatta a Piazza Nazionale, io spero che sia una cosa che si poi come si dice, a macchia d'olio, no? Non viene di parola, sì, comunque si espanda, no? In più MD e soprattutto chi lo farà a casa mia. Vabbè, comunque questa è una cosa che vi ho detto, poi magari è una notizia finta, non faccia chi la cheat ma fatto di sta però credo sia una cosa vera. Vabbè. Gianni Omega, ma poi su Gianni Manza è solo tu, proprio su Gnomo Omega, perché su Omega mi fa pensare i Cavalieri dello Zodiaco, mi pare come si chiama Omega, oppure una costellazione Omega, non so se vabbè, faccio un gnomo tu, niente di tutto ciò. Fabri, ma quando fai le live, nessuno ti prende per pazzo che vede che parli da solo vicino al PC, no? Effettivamente, io metto là la casa, tengo più lato, no? La mia casa è fatta tipo, come sa, c'ha L, metto là di là, no? E quindi sono un po' più tranquillo, così. Però ormai si hanno abituato a fare un caffè in live, no? Quindi all'inizio no, era proprio, sì, ci sia questa problematica, quando stessimo pulisce, però poi dopo, cosa penso, sono abituato, no? Enrico Pio Perna, ce lo mi vuoi salutare a che la casa caduta la compagna mia Anna? E a voglio, come no, Anna, ti saluto. E poi di stare, Giuseppe Grasso dice Fabri, Fabri, puoi salutare il mio amico Gerardo Micillo, se sarà un parente di Miciu, lo saluto molto volentieri, perché a proposito, se Miciu si è operato, vabbè, sto fatto fa morire a me, perché sto Miciu, oggi capita cosa è fatta male, e poi c'è stato pure qualche bello link, poi fece fare amici non alti, come si chiama, da chi cose di gatto, no? Le cose proprio cose di internet come fanno di lo so. Allora, Enrico Perna, eccolo qua. Sono arrivati i commenti, andiamole a prendi. Daniele Peluso, qua, Fraci Cis, non so se è riferita a me o può essere che è riferita a me. Giuseppe Annaloro, la sigla era della swap Santa Barbara. La sigla era della swap Santa Barbara. Ah, sigla che faceva paura addirittura. Santa Barbara, se mi sbaglio, su su quelli, come si chiamano? Quelli telefilm, no? Chiamiamolo così, telefilm che sono proprio antichi, però, cioè, stai parlando veramente di un telefilm antichissimo, che io non mi ricordo bene, quindi non lo riesco a dire. Comunque Luigi De Biasi, cioè, no, magari un attimo, ecco qua. Luigi De Biasi, c'è un saluto da frate Ciro Sabatasso, saluto, lo sono soffendo, no, grandissimo Ciro, perché lo tengo qua a Facebook a Ciro Sabatasso. Adesso lo saluto, no, per carità. Adesso Enigma, stasera ti sei mangiato di buono, stasera ti mangi una pasta, salmone e panna e salmone, salmone e panna, pensate la stessa cosa, un pane e salmone, salmone e panna, e beh, era buono, un po' consiglio, però vabbè, ci dico di sale, guarda. Però era buono, ci mangiate. Giuseppe Juventino, Juventinissimo buono, Fabri saluta, c'è Giuseppe Juventinissimo buono. The Micro, grande micro gamer, poi capito buonasera, che il micro gamer è uno a te non mi merda come fanno il pagaling, però comunque ci sta spesso nelle live. Ma che ne sa, se sono una caglianza ci siamo notati proprio un cazzo, non so perché. Capito, buonasera su Manuel di Facebook, ecco, ma potevi all'inizio, o potevi mettere il tuo nome del canale come ti ho sempre detto, lo chiamavo Manuel, l'azione faceva un gammicaling, però va bene. Antonio Arana, c'erano che ne pensi di Barbarossa, ma io che già lo sapete, tu mi stai facendo questa domanda per provocarmi, sono convinto che tu sei buono che ha schifo a morte, ecco. Quindi, vabbè. Elena Menillo, saluto, saluto frate, ma Antonio, saluto le signore su video, ma se si pigliano con loro tutti quanti, se non li saluto, mi sembra, no, e ti saluto, tanto, voglio, perché ne ci sono. Sebastian Gallo dice fa una fredda esagerata, vabbè, tu stai in dove, voglio dire, io l'Olanda me l'ho sempre immaginato veramente fredda, cioè bella, perché penso che è una bella nazione, cioè soprattutto Amsterdam, non ci sono mai stato, però penso che dalle immagini che vedo poi adesso sono belle, cioè è bello l'Olanda, però secondo me fanno sfascimi freddo veramente a livello, quindi ti credo, e vabbè. Vincenzo Caldoro purissimo, stasera c'è, tiene un capello che spacca, si poi c'è la vita che capello migliore, ma io stasera quasi mi vuole mettere un cappello in capo, ma può fare ridere, non perché io figlio tenevo un cappello, sai, là che fa la palla in capo, no? Tipo, mo c'ho i capelli lì, vuole mettere in capo perché facevo ridere, a sta puntare si mettono vicino un po' cappello, però era meglio, perché arrivavano meno battuto un po' cappello, un po' di capello in stasera, vabbè, no. Stasera è un capello caduto, eh. Allora, Giovanni Minopoli, venga ecco qua. Fammi un piacere, puoi dire tre, ecco qua. Giù ad Agipezzo, frate, mi dice niente, ti stavo leggendo, ho costruito queste scritte, non è che chissà che cosa stai, Paolo,
Giovanni Minopoli, fammi piacere, puoi dire 3CS, terza CS, si tena frangati casa caruta, così ti faccio pure pubblicità. Ma che se proprio la fai in classe, la poi te la faccio proprio precisa, così mi immagino che la tu ce la fai. Poi come si chiama? Ah, terza CS, si tena frangati casa caruto. Voi giustamente starete pensando tu sia a casa caruto, ma è anche vero, quindi vabbè, vi saluto, è stato buono, state a scuola, ma facete a botto e studiate. E sono a casa, la fa in bocca. Antonio Arana, c'era un appoggi bozzi, stanno i bambini buoni, vieni qua. Proprio tormentone della serata. Oggi buoni stanno i bambini buoni, ma può essere pure, ma non è che mi metto a di capire che oggi buoni, i soldi che se ne vanno sono troppo. Pasquale Spatola, sono proprio pizzi in brill. Sì, sta pensando ancora fatto in brill così. Eh sì, effettivamente in brill, capo in brill oggi, questa è anche una cosa che ho sempre voluto dire. Secondo me fanno proprio che sputazzo, no? Nel senso, perché se ci facete caso, no? Quando piove, a me non ci faccio caso, a me ne cappiano, non lo so, ma no, ma proprio a Napoli in generale, ci sta sempre un sacco in brillante, scassata. Allora chi ma che ci faccio? Ma che fanno? Che a merda, fanno invece, cioè, appena piove, almeno si scassano in brilla. Allora io oggi ho pensato una cosa, secondo me chi sto, cioè, chi sto fanno apposta. Giustamente dice, mamma come lo fa? Mi faccio i miei brilla che a merda, così subito si scassa e chi sa che non in brilla. Ho pensato questa cosa qua, perché tu dici, con sta resta, cioè, da chi sei, ma secondo me secondo me è proprio una cosa per ci far spendere più soldi in brilla, no? Perché secondo me prima non capitava, ma lo so che io non vivevo, non esistivo, però sai, io fare un sondaggio, mi si riechia, dice, ma cioè, come oggi sto a in brilla si scassano oppure sono sempre stata così, ecco. E addirittura lessi in coppa sempre nascono usate in coppa nascono una cosa che credo sia vera in coppa internet che c'è un mestiere che era quello che acconciava in briella addirittura un mestiere che poi oggi giorno ci sta più che poi dice ma mo c'ho un po' dice no perché si fa la fama ma ne perché qua in briella si scassano sempre cioè magari non lavori sempre perché mo c'ho non è che c'ho sempre cioè, però quando viene che l'hanno che c'ho si scassa 50-60 anni ma no 50-60 anni quando ambrella si scassa quindi magari lavorerebbe pure sul lavoro. Questa già c'è un'idea, e poi qualcuno andava in WhatsApp il giusto ombrello. Una bella cosa, rivalutiamolo, rilanciamo un mestiere vecchio. Comunque andiamo avanti perché che sono una scusa. Ah, Raffiglia Varoni, c'è come è finita l'occupazione all'MD? No, non l'hanno occupato più, ovviamente. Io ho chiesto, no, però oggi quando l'ho scritto, parecchie loro erano disposti a occupare l'MD perché effettivamente c'è stato un aumento della Casado Cola di 5 centesimi che ha fatto un po', ha fatto un po' indispettire i consumatori e allora là c'è stato un attimo un pericolo di occupazione là, però poi è finito tutto bene, non si è occupati più, però c'è stata calma perché qua abbiamo comunque un esercito di persone che qua si belle e buone c'è un aumento ingiustificato di qualche bene, prodotto che voi vendete, faccio un bello video di voi andiamo ad occupare l'MD, però meglio così, tutto è bene quel che finisce bene. I Margotti sono Rino, è grande Rino, sapevi che tu Rino, tu sei come si dice, il regista dei Margotti, io so, sei tu quello che ti tesse la tela, no? Quello che manda la cosa, no? Allora, so. Alex Gegger, che fosse un uomo purista che bene. Cioè, come è meglio un calzone, cominciamo così, stiamo usando Allegro, meno male che mi sono fermato a metà. Alfonso Pelella, aspetta un attimo, Alfonso Pelella. C'è lo saluti. Ho sfotto poco a Sorma Federico che te ne 25 anni e si vede ancora i film di Babbo Natale, so cosa fa invece si scusa, vabbè 25 anni poi ti scusavo tu, magari uno dice 25 anni per qualcuno possono essere tanti, però è una uccello voglio dire, ci faccio già stata scusa. Certi film di Natale però sono sempre, oddio, non è che mo voglio dare ragione, perché però i film di Natale si ti danno una certa atmosfera, no? Infatti, veramente 500 panna spirandere, non può per mi super. E sono pure belli, dico, i film di Natale, si ti danno un'atmosfera comunque serena, dici, ma sono pure belli, però non tutti ovviamente, perché mo sicuramente poi incominceranno e faranno certi cagate, perché poi veramente fanno certi cagate assurde, no? Però ci stanno pure certi film belli di Natale, comunque sono, se diciamo, quegli evergreen, no? Cioè, o io che ci porta a chi la parla in inglese, ma ci sto in inglese, però può far capire, no? Quei film sempre verdi, no? Quei film che
che fanno la Cilentana, sono sempre belle, ecco, ci stanno dei film, possono su veramente assicurate, e quelli proprio lì là non si possono vedere, quindi non so se le serie sono, ma che sai, ma faccio so, sacci film serie. Comunque, Carlo Diana, bella cielo, ma non l'hai messa più briscola? Ah, beh, briscola, che la fotografia quando mi fa ricordare, ma te c'hai rubato la mio, che l'ho salvato quando me l'hai mandato. Mo chi non lo sapevo, giustamente, sto venuto a dire, oh, briscola è una, non sto paziendo, è una Coca-Cola che mi ha mandato su Aglione Alfonso Pelella. C'è poi una cosa, si chiama Briss Cola, cioè pensando proprio alla fantasia di questi, cioè, boh, cioè uno ne fa battuto, uno ne fa per fare sta Coca-Cola, o cesso, sarà o cesso come Coca-Cola, secondo me veramente, ma poi già basta, cioè, uno non so, quando vuole giocare proprio il fattore simpatia, no? Giusto per far cattare tu sai là, beh, mi dici che fa legge briscola, dice, ma briscola, allora mi sta a attaccata con la croce, non lo so, però può essere che ci escono con questi escamotage, stasera sono lì che sto facendo le parole inglesi, e poi lo faccio, come lo faccio un po'. Andiamo a vedere, un po' di tempo pure certi inglesi, però no, poi inglese e francese, mi pare, non è escamotage è francese. Allora, aspetta, voglio usare non so che canale. Fabrizio Faro, cioè, quando si omette l'albero di Natale, ma tu sai, che poi veramente è stato pure, cioè, vabbè, mi rotto proprio l'albero di Natale, sarà un fatto mio, ma mi non ci tengo proprio, anzi, mi ci fosse pure un'albero di boda, so quando metto l'otto, quando si mette, o mettere, lo metto prima, non lo so, che lo metti, che quello è lo metto io, non sono il direttore dell'albero di Natale. Sebastian Gallo, c'è qua ritorni. Ah, scusa un attimo, Sebastian Gallo, c'ero, qua ritorni le bottiglie di plastica e ti danno circa 25 centesimi a bottiglia, da spendere poi all'interno dello stesso supermercato. Forza MD, ma che se, questa è una cosa che mo ce l'ho, per chi non lo sapesse, Sebastian Gallo sta in Olanda e in Olanda poi usa sta cosa, non solo in Germania, come avevo visto io. Pure in Olanda c'è sta cosa, ma da oggi pure, forse, probabilmente pure all'MD di Piazza Nazionale, non so, pazienza, così a Giletto, quando prima prese bene la cosa. Comunque, invece, o 15 centesimi a bottiglia, a parte buona questa cosa, per la verità, no? Ma veramente 15 centesimi a bottiglia di plastica, ma dai, io non mettessi mi sta a raccogliere tutte le bottiglie di plastica che ci stanno, tipo, ma poi mi sa bottiglia di porto, dicevo, una bottiglia di plastica, ma parassi lì, non so quando ci facciamo bottiglie di plastica a parare per buscare 50 euro, non lo so, fammi fare conto, su 25 centesimi, un euro, 4 per 50, quando 200 bottiglie, se no fatto un conto proprio alla latrina, però con 200 bottiglie appare 50 euro, non lo so, ma ci faccio secondo un attimo così sta a fare la carta e capire, però non lo so, comunque dico, apparerei comunque non gli sta parlando di tutti i passi, perché la stessi 90, non lo so, magari lo fanno già, ma poi 90 non ha che bere loro tutti i passi, penso che ci sta fatica, ecco. Comunque, andiamo avanti. Giovanni Minopoli, ancora su la terza S, su casa caro già Cizzo. Mark 3195. C'è un Marocazzo buon mettere sull'accoglitore che stanno tutti quanti inguaiati. Secondo me si mette una bottiglia a esce con biglietto con scritto t'hanno fatto fisso scema. No, ma non lo so, può essere che hai ragione tu, ma mi pare che sia una notizia vera. Mi sembra che sia una notizia vera. Comunque. Daniele Peruso dice: ma mi devi fare il pezzo della farfalla dietro di te sta correndo. Cioè, Daniele ha ricordato si fa la farfalla che la nostra piace un video e praticamente ha scelto una farfalla rete a me e ma ci ho fatto video sa in dei video mi ho fatto che bello scrivere farfallone e sta maniera ma c'è che sotto mi stai facendo carico computer che poi non cadde però vabbè. The Micro Gamer, vogliamo c'è una web show award a Bologna. A proposito, ma quando fanno su web show award a Bologna? Perché a Giudica, cioè, vedevo ogni tanto che si faceva votare, però non sapevo neanche la Bologna, sinceramente. Ma ultimamente ci stavo pensando che mi ricordo che l'anno scorso il Super League K l'hanno fatta a Napoli, alla Partenope, e pensavo, dici, ma è strano che non ne sento ancora parlare, però mo oggi visto si fatta a Bologna, ma forse lo fanno a dicembre, non lo so. Comunque boh, non ci posso dire su cazzo di cosa così perché non mi hanno votato. Ci magari mi sono pure candidato, però stiamo parlando dell'anno scorso, tipo gennaio, febbraio, mi candidai, per me ci vedo voto, così mi hanno detto, poi non è che mi sono messo proprio a maggio applicato, intanto sono finiti i caripan a sera, non mi sono proprio applicato assai a sta cosa, che prossimo anno casimo, casomai. Vabbè. Ma ci ho applicato mo perché il latrino di Vandella sta all'anime di destra mi hanno fatto vedere
trilo tempo, vabbè, comunque, Virgilia, aspetta un attimo, Virgilia, tengo un commento da metà. Virgilia, da quanto tempo che non c'è stato Virgilia? Aspetta, Virgilia, allora, poi ciao Cero, finalmente ci sono, spero che non ti sia dimenticato di me, ti voglio bene, come no, ecco, mi scordo, Virgilia, veramente che ti messo l'Alzheimer. Ma no, parecchio però quando avevi in da live, ma sai che ultimamente pure stai pensando a sta cosa, dice, ma Vigil fino a fa, eccola qua Vigil, hai visto, tengo pure i sesta senso, i premonizioni. Vabbè, guerra a me, perché guerra a me proprio mette la curiosità come si chiama il nome, che mo guerra forse cognome. Cioè, ma che fa una doccia e ma che qua, che tengono male schiena, peggio di capello due, stasera ciao Fabri, ciao guerra, ti chiamo, tutto nome che ti è, guerra. Fabrizio Farro, prima a Napoli le 3C erano indicate caffè come cazzo coce, sì, da oggi voglio dire come cazzo giova. Questo qua ne esageriamo perché mo saranno diurne questa diurne, ma però è vero. Allora, altri commenti, aspetta un attimo. Aspetta che sono arrivato mi qualche... Ah, Giosuè Salvatore Caivanesi dice no, non aumentate le patatine a paprika, se no occupiamo MD. A me ti mangi solo tu, Giosuè, questi patatine, oggi capito quale dici, perché di solito mangi sempre quella classica, poi sono pure pericolose, non devi mangiare perché poi fanno in decessi. Però se te mangi a piccole dosi, sono anche buone, secondo pure mangiare. Solo fanno il gusto troppo rossa, o tu sai là da fuoco, di mangiare, però ovviamente vanno male. Spiego io. Fabrizio Farro, la casata cola la fanno a Cercola nel viale dove abitava mio nonno. Abitava, arriva Beleno, sono muzzicato pure abitava mio nonno, addirittura cioè, a casata cola la fanno a Cercola, non so questa cosa. Cioè, ero sospettato che era una cosa fatta diciamo in Italia, no? Proprio a Napoli addirittura non lo so perché c'è una casa da cola, addirittura a Cercola, questa è una novità. Mi sa avuto una cosa, grazie Fabrizio. Adesso, Tommaso Cristiano, Fabrizio, un giorno nessuno mi trovasse, fa una cortesia, può dire a Barbarossa casa di cazzo su questa è una bella cosa, perché ovviamente Barbarossa sta sempre sul prezzo, no? Ogni scumbare qualcuno, moro qualcuno, a Cirena qualcuno sta sempre Barbarossa sul prezzo, quindi non può come Cristiano, o Tommaso, scusami. Vincenzo Caldore, che ne pensi di Peppa Pig? Ma non so che mai vedo Peppa Pig, non è che metta a breve Peppa Pig. C'è un pupazzo, ma non, il problema di Peppa Pig è una cosa che tocca i neogenitori, mi è sembrato di capire, nel senso che chi tiene i figli piccoli, purtroppo no, per far stare quei figli si mette vicino alla televisione, si vede Peppa Pig e giustamente sa, da avere purissimo Peppa Pig, no? Perché mette a breve Peppa Pig e ovviamente lo vede anche lui, quindi ha già sentito molti genitori che si lamentavano di questa cosa che volesse nascere da Peppa Pig che è fatto però non è un problema che lui quindi non lo so, non me l'ho mai visto. Comunque, Antonio Giovinelli, c'ero restando in tema di ombrelli, ma sapessi che c'è cazzo spuntano i talebani che in bel man, appena cade una goccia di pioggia tenera non tempismo che manca mi ciutene, questo è questo fatto, questa è sempre una cosa che si è sempre detta pure che ho esso, cioè non si è capito come, ma pure là mi è capitato mo, tipo 3-4 giorni fa sabato mi pare, e proprio così, cioè non stiamo giocando, noi abbiamo la comune, ce ne stiamo usando e a concerto, e chi siamo pronti, questi qua i talebani, cioè si sono ungheresi che sono talebani proprio, indiani, non lo so, pronti là fuori a vendere in bello con quelli carrozzini, veramente una cosa assurda, e chi non si giocando, quindi Ricky, ma come scusate, non si capisce a riccaccia, no? Questo è un mistero proprio che manca forse solo Adam Cadmon, ma lo potrebbe risolvere questa cosa qua. In Bill, guarda, una cosa incredibile, pure io, se se ne segui, guarda che ti sto giocando, non ne sapete lo tempo, e sa stare da rete, no? Come ci facciamo fan quando belle buone piglie e cacciano sempre là fuori, se se ne segui, perché tu segui e dici, ma finalmente, perché fai, guarda che è uno scoop esagerato, infatti, perché fai proprio uno scoop, dici, guarda, finalmente abbiamo scoperto come ci facciamo fanno i talebani a pigliare in bella subito appena fosse una coccina, questa è una bella cosa. Non è un mistero. Allora, poi Sung Peppe, saluto Giuseppe, voglio grande Peppe, ti saluto, Peppe Buonocore, che sarebbe il guaglione che canta, no? Che è trasmesso pure in da live qualche volta, che ha fatto sentire le sue canzoni. Aspetta un attimo, sto ricaricando i commenti, ma ci sta addirittura, oddio, purtroppo ogni tanto
Valerio Abbondante, che era una vita che non dovrei. Io mi ho buttato a casa su cassonetta plastica, così, ma robe bottiglie di plastica. Cioè, ma fa sto business insieme, non riesce su fatta a Napoli, raccoglitori di bottiglie di plastica, veramente nascono nuovi lavori, nuovi business. Tu quando a raccogliere le bottiglie di plastica, prima sono chi? Alfonso Grammigna, wow, c'ero che soddisfazione quando nomini il mio nome, mamma mia, bello, Alfonso Grammigna, che per un nome che rimane impresso su Grammigna, poi se è proprio un nome tuo, cioè, beh, cazzo romanista, quando c'hai lungo il pisello, mille tubi che si chiama, poi tra l'altro, un nome anche una doppia Vigilia, Cielo, non mi sono riuscita proprio a collegare il lunedì, quando ho letto che la facevi martedì ho esultato, mi sei mancato, ma pure tu Vigi, perché sei sempre stato in da live, sempre su quei nomi che uno vede, che dice, ah bello, sta pure Vigilia, ecco. E vabbè, comunque, non qua tanto Cassano. Marco Punca, addirittura, magari stasera c'è un caramba che sono presi tutti i vecchi, diciamo, i vecchi livevisti, diciamo, i vecchi che assistivano alle live. Ma poi come Tellas non si è fatto niente più, scusa, magari sono la milionesima persona che te lo chiede, ma sono rimasti indietro. No, Marco, purtroppo ancora non sa da fare niente, di concreto, te la faccio breve, perché sennò facessi la capa dalla pure prima, lo dico sempre. Ancora stanno facendo niente, ancora dobbiamo riuscire a fare questo benedetto video. Ehm, Aspetta, voglio andare a vedere se mi sono perso qualche commento, come al solito, ma che per penso che me lo sono perso. Ah, Carlo Diana, c'ero su fatti le medie l'ho letta e su 3 centesimi a bottiglia, 5 centesimi in buono benzinazza, 90 su 25 centesimi. Canna su 3 centesimi, io sono proprio, sembra, c'hanno da mettere sempre a pilotto, questa poca fa che è una cosa assurda, però 5 centesimi in buono benzina, cioè, a parare di benzina ci vogliono 20 anni, però vabbè, poco meglio di niente che va a maricere. Eccolo qua, scusate un attimo, ci sono ecco qua. Alfonso Grammini, Angeletto, Fabrizio Farro, Marco Cucuru, Angeletto, Fabrizio Farro, Fabrizio Farro, aspetta, ah no, Pasquale Spato, scusa, ci penso, c'era cosa pensi di Rafael, il portiere del Napoli? Ma che ci pensa? Fa una parata, non può pensare, cioè veramente Rafael ti mette in difficoltà che diciamo, però Rafael è forte, nelle uscite, nei tiri bassi, e chi non fa una specie di parata, cioè non si riesce a capire se è forte, non è forte, chi non para, cioè ogni tiro è gol, poi penso fatto che non riesce a parare, proprio non lo so, come una casa caruta, detto proprio. Giovanni Di Vaio, cioè, secondo te in Napoli chi è che è una casa caruta? Appunto, se vuole una casa caruta, dopo Rafael sicuramente proprio Britos, ma i soliti, come diceva, pure Albiol che stanno cazzando, c'è manco cazzo. Vabbè, comunque ce ne sono. Vigilia C l'hai visti, sei unico, cioè, perché tu immagini, direttisti sarebbe pure, direttisti è brutto, invece l'hai visti, cioè, mo stanno influenzando pure a me questi cazzi non americani. Ecco. Giuseppe Grasso, secondo me Stigliana si nascondono sotto il settello sento a stemma escono questi cazzi in là, che sicuro dicono un censore, un censore di assemblaggio, appena e loro si fiondono. Sai che cazzo, se fanno video fa troppo ridere perché non so come fanno. Gaetano Macaluso, grande Gaetano, buonasera, ci sono anche io, grande Gaetano che saluto, che sta a Palermo, se non mi sbaglio, correggi se mi sbaglio, comunque sicuramente sta in Sicilia e ci segue da lì. Ah, un loco, Fabrizio Faro, pensa che dove abitava mio nonno ci stava l'MD, ma da nonno ti stai cioè sei in vendere della vacca, come si suol dire, cioè sei vicino all'MD, sei vicino a dove facevi una casa dopo, ma nonno ti stava a posto, cioè veramente, ci manca solo che sei casa vicino a amici e poi sei proprio calzato. Comunque, poi grande Pasquale Frattini, addirittura Pasquale Frattini che ogni tanto spunta e ci sta, ecco, lo saluto. Maria Rosa Tufano, ti prego, fatti un bicchiere d'acqua, che si è seccato in canna a me sull'altro e saccio che veramente posso seccare un po' in canna, però oggi fa un stacca la lacrima, che poi sta tittere per educazione cerca di parlare, no? Cerca di essere veloce, no? Poco come se si narrate, no? Cerca di non, mi tocca, sto trangando ancora, si è seccata proprio in canna. Tamarro si chiama, Tamarro per 333, così a me grande Fabri sia un mito, che ormai vorrei dire la stessa cosa di te, però purtroppo cioè, ti chiama Tamaro, quindi c'è un po' un nome così. Allora, aspetta, scusate un attimo. Antonio Larana, l'Angelette, Alfonso Grammigni dice non ti preoccupare, Grammigni è il mio vero cognome. No, ma infatti è un cognome particolare, strano, cioè a me non lo so se è napolitano, ma ci messo tu Grammigna, proprio. Vabbè, comunque, un quattrini, ci siamo ognuno c'è il cognome.
Antonio Lara, ce lo stai spaccando su Sciatuscio, Sciatuscio. Sasi Ciccarelli, cosa mi sono perso? Sasi, veramente, ci sono argomenti anche comunque toccanti questa sera, tra l'altro parlate di questo coso dell'MD, abbiamo parlato di, ma che ne sa, ma chi si ricorda, Paparazzu, sì, sì, allora, Giovanni Di Va, no, questo c'ha già detto, questo Maggio di la rete, ma sul Genesis, ma rete, e per il chiappino. Ah, quello. No, aspetta, faccio leggere in ordine cronologico che sono Barbuccis. Siamo fatti l'indiano. Sabro Sibillo manda un video ai Pantellas, manda un video a Pianuras, ai Pantellas per Natale, specificando quando su casa caro. Ma sì, veramente, vabbè, non ci voglio pensare più. Enzo Poli, buonasera, cielo, grande Enzo, hai visto non tu prima, stranamente non l'ho visto più, non l'ho visto, ma comunque Enzo Poli, grande Enzo Poli. A scuola spatola, c'era i wine, sta diventando casa caduta, no, mamma mia, vero, di wine lasciato stare, wine è un dio, però ogni tanto c'è qualche momento, no, a noi ovviamente c'era un buco, cazzo, che ma che ci facci poi, mamma, e poi fa due partite sì, uno no, poi fanno proprio questi alti e bassi, però comunque sempre wine e poi lasciato stare. X Live si chiama, quindi prima di non pornografico. Ma prima di Amsic che a mezzo campo fa un frasciotto o fake, ne vogliamo parlare, poi di Amsic, ma che a me mi piace proprio, come ho detto, proprio tranquillamente, mai piaciuto, quasi mai piaciuto come giocatore, non riesco a capire come cazzo fa giocare in Napoli, come fa a essere proprio capitano, questo non lo so, però, o magari qualcuno non sarà d'accordo, perché purtroppo si divide, la Napoli si divide in amanti di Amsic e invece chi come me pensa che Amsic è una casa caruta, però c'è sempre questa sfida. A me Amsic non è come salta, non mi piace assai come gioco. Alfonso Pellella, mi è venuta a mente una Grizz che feci da bambino a casa di un'amica di mia mamma. Mi stavo cagando sotto, e rindo cesso e facendo uno struzzo enorme. Mi sono immaginato te piccolino che facessi struzzo. Però l'indubbio era signora, addirittura condividiamo le nostre grezze, vai, questo è bello, l'indubbio, senza ci mi fatta alla fine dubbi forse che si cagano proprio sotto e non ce la faceva a fare quell'altro mezzo metro che divide il cesso d'abite. Comunque ha voluto condividere questa sua esperienza con noi, ripetiamo il nome così, giusto per non dimenticare questa cosa. Adesso non motore, aspetta, Alfonso Pelillo, cioè, che ha cagato a casa dell'amica della sua mamma nel bidet. Quindi ci teniamo a fermare questo momento di grande live. Giovanni Di Vaio, cioè, Capila Ricco sta a Decoma, pur Cappiano sta a Decoma, che fa ogni 10 bottiglie 5 centesimi. Allora, ecco, a 3 centesimi allora a Piazza Nazionale, ci siamo, ma stiamo quasi stilando un bollettino di questa raccolta di bottiglie. Allora, 3 centesimi a Piazza Nazionale se dovete portare le bottiglie all'MT, e invece a Villaricca 10 ogni 10 bottiglie 5 centesimi, ma che ci faccio? Ieri capito ogni bottiglia dice 5 centesimi, a me. Guarda, 10 bottiglie 5 centesimi, insomma, addirittura, cioè, papà, fame, poi c'è veramente il tavolo non fa il tavolo, che veramente, esagerato, ma comunque, c'è una scazzina rinda a lungo, a palluccio, forza Zuri dice, probabilmente è anche vero. Antonio Giovinelli, c'ero quando sono una casa caruta da 1 a 10, che quando calcio sono approfondendo tutte cose. Si ucavi la palla, tenevi più chance di vincere, per questo non lo so. Quando calcio non lo so che squadra c'hai, che forza di amici, non lo so, dico Maria Rosaria Tufano, guardando ti ho appena capito che anche i laureati in scienze delle comunicazioni possono avere una carriera. Firmato Marca, addirittura, questo non l'ho già capito, guarda, la verità. La voglio rileggere perché allora, guardando ti ho appena capito che anche le scienze della comunicazione possono avere una carriera. Oggi capito, guarda, mi sforzo di capirla, non mi spiego perché sono curioso, anche se abbiamo un minuto, voglio fare un minuto, finisce, mi viene veramente un'ora volata, a me per me mi sembra 10 minuti fa che abbiamo iniziato. Benedetto Andretta, dicevo, ma difende Higuain, ma difende Higuain perché ti assomiglia no, Samarone assomiglia, ma c'è un po' che da qualche fotografia girano poco ci somigli, però Higuain è più bellino secondo me di me. Valerio Abbondante, la musica che ama sempre Misanzi è quella dello squalo, ma quella è fatta apposta, metterlo anzi, il discorso su quello è un film che anzi ho dico, anzi non c'è, come ci facciamo dire. Dopo che la sentivo, controllavo pure Cesse, che poi quando Cesse, lo squalo che c'è in Cesse, veramente. Ha già sentito però di queste storie, tipo coccodrillo che c'è in Cesse, non so se ho pensato in Australia, coccodrillo in Cesse, non capisco come faccia
cioè che coccodrillo, candillo, non lo so, boh, comunque, boh, mi pare poco. Fabrizio Faro stava per uscire nel negozio del grande cioccolato Regina e chiese se teneva la Novi. Sì, non ci capisco. Ah, però scusa, no, perché ha stanchezza di 10 e mezza e non l'era capita questa cosa che tu eri entrato nel negozio della Regina e avevi chiesto mi date la cioccolata Novi, cioè perché proprio vabbè, sentiamo un velo pietoso su questa cosa e vabbè, stiamo quasi alla fine, anzi stiamo proprio alla fine, 10 e mezza, ma voglio leggere gli ultimi due commenti. Andiamo, salvo si occupa in Piazza Nazionale per Medica Tecnologia Pro. Ah, Marco Pucacero propongo una sfida a te e a tutti i liveisti, come cazzo si potesse tradurre scazzariel in italiano, non lo so, scazzariel, perché non so manco che è scazzariel, pensavo questi film scazzimma, perché io mai trovato scazzimma, scazzimma, poi scazzimma pure è difficilmente traducibile, ma scazzariel non so manco che è, forse sarà la stessa scazzimma, non lo so, ma comunque, vabbè, comunque, poi 22 e 31 stiamo proprio sforando, ah, no, aspetta, l'ultimo con me, Maria Rosaria Tufano, che mi ha detto che la cosa prima fatta la scienza della comunicazione, dice, tra parentesi, Mark, effettivamente fa di te, magari Mark, mi ha chiesto, ma comunque Mark, effettivamente fa di te un comunicatore abbastanza efficace, siccome pensavo fosse inutile quella laurea, ora capisco che guardando ti possono ambire a qualcosa di ideale da fare nella vita. Ma guarda, faccio proprio fatica a capire questa cosa, perché non ci capisco, non lo so che può dire, guarda, rileggo, ma non ci capisco chi è sto Mark, però, vabbè, comunque, effettivamente fa di te un comunicatore abbastanza efficace, ma che cosa fa di te non lo so, proprio, siccome pensavo fosse inutile quella laurea, che in arenghe, non posso capire che tenga la laurea, non ce l'ho, ora capisco che ne manco diploma, tra l'altro, per farti capisco che guardando ti possono ambire a qualcosa di reale da fare nella vita. Non hai capito, raga, se ne offeso, non riesco manco a capire se ne offeso. Comunque, guarda, ho entrato un minuto per spiegare questa cosa, mi ha incuriosito, proprio voglio staccare proprio più tardi per capire questa cosa che mi ha incuriosito. Comunque, Marco Pucca dice, ritornando allo scazzariello, lo scazzariello se quella specie cosa che fa vicino a lui quando sono bussata, a scazzini, mezza decina di euro, scazzarino, sono scazzariello, ma so, si tu così si Napoli, se della provincia, magari in provincia dite scazzariello, ma non capisci scazzimma, e se mi sta scazzimma, almeno qua, dico, ma no, scazzarilla, scazzimma, ah sì, no, la città è abbastanza difficile da tradurre a scazzarilla, a scazzimma. La sporcizia può essere, la sporcizia credo, non so perché mi sembra lo stesso suono comunque. Allora, voglio Maria Tufano, prima se riusciamo a capire, che poi c'è il Mark, da questo fatto Mark, cioè, ma pozzi su Mark, non lo so, tra parentesi, mi scoccio di loggarmi con il mio account, già loggarmi, già voglio bene, ma io non so manco sì, ho capito che non ce l'hai, poi ti chiamo Ceru e ti spiego, ma chiamo così, fammi un po' papà ti spiego, ma si fa chiamo la giravi. Vabbè, comunque detto questo, ok, Giosuè Salvatore Cavanesi cerca di spiegarmi questa cosa che mi viene in soccorso, cioè vai che facendo una live, tu sai intrattenere le persone e comunichi bene con loro, è una specie di complimento. Io mi spero che è un complimento, ma non ci capisco se è un complimento, se è una cosa, comunque poi credo, diciamo, Giosuè mi dice, e vabbè, mi fido di questa cosa. Vabbè, niente, voglio saluto 22:33 che era vabbè, possiamo preparare certi video che poi dici giusto per informarvi solo che sono pochi tempo perché insomma muscio lo sapete comunque stiamo scrivendo dei video nuovi e vabbè niente poi questo ci vedremo lunedì prossimo sempre lunedì prossimo poi c'è martedì giustamente oggi l'hanno fatto perché ci sarà la partita mangiare la ci vediamo lunedì prossimo e niente un saluto a tutti quanti e a tutti quelli che seguono la live sempre dopo vabbè buona serata ciao ciao